Perfetto, ci dovremmo essere. Okay, okay, ci siamo. Apriamo la live anche sul canale. Perfetto. Così vediamo i commenti. Okay. Perfetto. Aspettiamo che arrivi qualcuno. Ciao Mario, ciao Marco, ciao ragazzi. Come state? Spero tutto bene. Ciao Briccolo. Ciao ragazzi. Buonasera a tutti, buonasera. Come sta andando questo giorno dopo Cagliari-Milan? Bene dai, bene. Diciamo mi posso lamentare soltanto a livello calcistico. Per il resto non ho nulla di cui lamentarmi fortunatamente. Tra l'altro facciamo anche rivedere questi commenti. Eh già, Briccolo, purtroppo un'altra sconfitta. Purtroppo un'altra sconfitta che non ci voleva per niente. Buonasera Federico, giustamente lui è contento per il c'è anche da dirlo, per il bellissimo gol di Bennacer. Ciao Fede. Partita che non mi sento nemmeno di dire giocata male, perché il Cagliari ha giocato molto, molto bene. Però purtroppo siamo usciti dall'Unipol Domus con 0 punti. Eh già, anche ieri il reparto offensivo è stato quello che ha deluso di più, perché tolta la traversa di Pavoletti all'ultimo, non mi ricordo grandi occasioni da parte del Cagliari, forse giusto un tiro di Grassi, ma veramente poca roba. Con le grandi giochiamo sempre bene, però carichiamo sempre. Ci serve attacco. Assolutamente sì. Ehm Da milanista dico che avete giocato bene e Tiene bel talento. Assolutamente sì, però sarà difficile, tenerselo stretto. Il Venezia almeno ha perso, quello sì. Abbiamo avuto troppa sfortuna. Vedi la traversa di Pavo, il rigore non dato. Anche per quanto riguarda quell'occasione, cosa ne pensi del fallo del portiere del Milan sul Lovato? Che a me già di primo acchito sembrava un fallo un po' avventato. Cioè, nel senso, io sinceramente, ma non perché sono del Cagliari, però il rigore lo avrei fischiato, perché ha preso soltanto la faccia di Lovato su quell'uscita. Ehm, io avrei dato rigore, sinceramente. Comunque se entrava quel gol, di Rebic e Calabria finiva 3-0 e pure noi se entrava quel pallone finiva 1-1, però ahimè per noi non è entrato. A me è piaciuto e ci siamo come squadra. Io penso ormai tra noi e il Genoa. Era rigore netto, sì, anche per me. Il problema sapete qual è ragazzi? È che noi ci ritroviamo a rimproverarci di aver perso contro il Milan, giocando bene,
Però dovremmo incazzarci ancora di più perché noi siamo andati a perdere lo scontro diretto contro lo Spezia giocando di merda, veramente di merda. Ed è quello il problema. Il problema non è tanto perdere contro il Milan, che ci può stare, anche se fai una prestazione molto, molto buona. Il problema è quando tu perdi la partita contro lo Spezia e ti ritrovi a dover giocare contro il Milan per cercare di portarti più in alto ancora del Venezia. E a me è quello che non va bene. Vabbè, l'intenzione era di andare sul pallone, che rigore doveva dare? Era rigore perché ha preso in piena faccia Lovato, quello è fallo Federico. Io credo che a parti inverse, se non avessero dato il rigore al Milan, tu adesso staresti qui a scrivere che quello era rigore. Ma te lo dico con tutta la sportività del mondo, quando c'è da dire che non c'era fallo, non c'era fallo, ma secondo me quello è fallo tutta la vita. Sei contento che ha vinto la Roma? Assolutamente no, assolutamente no. Tranquillo Matte, benvenuto. Io dal primo minuto avrei messo Gaston Pereiro e Keita, se proprio vuoi metti nel secondo tempo altri 2 attaccanti come ha fatto ieri Mazzarri. Sì, però non è che tu puoi mettere 87 miliardi di attaccanti solo perché ti ritrovi sull'1-0 e devi cercare di recuperare la partita. Tu dovevi recuperare un'altra partita che era quella contro lo Spezia. Questa contro il Milan, certo puoi provare a strappare un punto o anche i 3 punti, per carità, ma non era questa la partita che dovevi vincere. Tu per necessità adesso le devi vincere tutte, okay, però se ne dovevi perdere una, dovevi perdere questa, no quella contro lo Spezia, perché era molto più importante quella. Poi fortuna ha voluto che la Sampdoria ci ha dato una mano vincendo 2-0 al Penzo, però a me la cosa che mi fa incazzare di più è stata quella partita, perché tu così dovevi giocà contro lo Spezia, poi eventualmente anche contro il Milan e strappavi quello che potevi strappare, poteva essere 1 punto, potevano essere 3 punti. Però è contro lo Spezia che manca, non contro il Milan. Ma in difesa state messi bene Federi, in difesa state messi bene. È mancata la mentalità contro lo Spezia, ma contro lo Spezia è mancato tutto. È mancata la prestazione, è mancata la mentalità, è mancata la squadra, è mancato anche la giocata del singolo, è mancato tutto quello che poteva mancare in una partita. Ora speriamo con la pausa della nazionale italiana di ricaricare mentalmente e fisicamente qualche giocatore. La prossima la giocheremo a Udine, contro l'Udinese. Anche l'Udinese secondo me è invischiata, comunque nella lotta per non retrocedere in qualche modo. Bisognerà vedere Joao Pedro come tornerà dalle partite con le nazionali, se giocherà, perché bisogna dire se giocherà. E inconsapevolmente ho risposto anche a Federico, giocheremo contro l'Udinese e speriamo che si sblocchi perché ieri Joao Pedro a me ha deluso più che mai, perché si trovava costantemente nel posto sbagliato al momento sbagliato. Scusate, mi sono incespicato un pochetto. E penso sia stata una delle prestazioni più deludenti in assoluto, più di quella contro lo Spezia in cui non si è visto né sentito Joao Pedro, ha deluso più secondo me contro il Milan che contro lo Spezia. Udinese squadra ostica, ma assolutamente battibile. Ieri da lodare è stata soltanto la difesa del Cagliari. I contrasti di Bellanova, i vari Altare e Lovato che hanno primeggiato quando potevano in difesa, anche lo stesso Coldaniga, Cragno che ha fatto qualche bellissima parata, ma da lì in poi dalla difesa in poi incominciano a presentarsi i difetti grandissimi. Tra l'altro con un Baselli anche positivo al Covid, un momento
in un momento in cui a centrocampo bisognerebbe far rifiatare un paio di giocatori, tra tutti Marin. Marin anche ieri a me non è piaciuto. Assolutamente, assolutamente. Contro lo Spezia non mi era piaciuto, invece ieri ha giocato molto, molto bene Altare. Bellanova assolutamente uno dei migliori in campo per il Cagliari, perché a livello sia offensivo che difensivo credo sia stato il migliore. Ciao Carmine, secondo me il Milan quante possibilità ha di vincere il campionato? Sinceramente non te lo saprei dire. Non te lo saprei dire Carmine per il semplice fatto, perdona la schiettezza, però è così, che non edulcoriamola un pochino, non me ne frega niente, okay? Non guardo quelle zone, non guardo le partite delle squadre che giocano al vertice, quindi non ti saprei dire chi è più avvantaggiata dell'altra, perché è una cosa che non mi interessa. Mai come questo campionato mi sto fossilizzando completamente sul Cagliari, quindi non ti saprei dire. Nandez, si vocifera che abbia dei problemi fisici, non so quanto ci sia di vero su quello che gira, però ha dei problemi fisici. Bisogna puntare su Kourfalidis e Lumbo contro l'Udinese. Su Lumbo non te lo saprei dire, ma su Kourfalidis assolutamente sì. Tra l'altro reduce dal gol oggi in primavera. Tanta, tanta roba Kourfalidis. Il buon Christos. Grazie mille Carmine, però purtroppo come ogni anno ci avvinghiamo alle altre squadre sperando che, ci risolvano la situazione a noi, come ha fatto per esempio oggi la Sampdoria. La Sampdoria oggi ci ha svoltato la situazione, perché se il Venezia avesse vinto sarebbero stati uccelli per diabetici. Quindi è quello che io non voglio, che ogni volta il Cagliari si debba, ritrovare nella situazione in cui sono gli altri che devono risolvere la situazione a lui. È una cosa che io non tollero nella maniera più totale, perché dopo un'altalena di prestazioni strabilianti, miste a partite di merda, ci ritroviamo ogni volta a ritrovarci in quel limbo che sì, okay, siamo sopra la terzultima, però non la riusciamo a distaccare perché giochiamo di merda e quindi ogni volta dobbiamo sperare che le altre squadre vincano contro la terzultima in classifica, per fare in modo che pure se non vinciamo noi, rimaniamo o distanti o aumentiamo un pochino il passo. Basta, 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 basta. Tra l'altro è vero, il Venezia deve ancora giocà con la Salernitana, peggio me sento, peggio me sento. Io vedendo le rose della zona bassa della classifica non riesco a capacitarmi di come il Cagliari debba lottare con Venezia, Genoa e Spezia e sono nettamente inferiori, è assurdo. Per il semplice fatto che la rosa non è la squadra, o meglio, la rosa è un agglomerato di 11 giocatori, poi in campo è vero scende quell'agglomerato, ma principalmente scende la squadra. E molte volte il Cagliari non gioca da squadra. Poi ci sono anche varie vicissitudini societarie, vari casini che non sto qui a raccontarti, ci sono problemi su problemi. Però non sei il primo che fa questo tipo di commento Carmine, e non sarai mai l'ultimo, te l'assicuro, perché quando sento qualcuno che non tifa Cagliari, che parla con me e mi chiede: "Ma perché state in quella situazione con quei giocatori?" Eh, è difficile anche dare una risposta. Io perlomeno faccio fatica a trovarla. Vorrei riuscire a darla anch'io una risposta, però è un bordello, è un bordello.
Ci si aspettava di più da Keita Balde. Dipende in che senso lo intendi, perché quello che ha fatto Keita fino adesso è quello che io mi aspettavo che facesse. Poi è chiaro che se nell'ultimo periodo, fatica anche a trovare il campo per qualche motivo a noi ignoto, diventa difficile aspettarsi qualcosa da Keita. Non riesco a capire perché si continui a preferire un giocatore come Pavoletti piuttosto, cioè, rispetto a Keita. Mi sembra assurdo. Calciatore preferito del Cagliari attuale, io ti direi, guardando le vecchie partite, perché adesso non sta giocando, Nandez e Bellanova. La vittoria che più mi ha emozionato del Cagliari, mhmm, oddio, in questo campionato quella che mi ha emozionato di più non è una vittoria, è una mancata vittoria che è quella contro il Napoli. Però vittoria in assoluto che mi ha più emozionato è ovviamente Cagliari-Napoli 2-1 del 2007-2008. Poteva spaccare le partite con le sue caratteristiche, ma ricordati sempre che gioca fuori ruolo. Ti devi ricordare questo e attualmente non sta spaccando perché il campo non lo sta trovando. Anche ieri quanto avrà giocato Keita? 10, 15 minuti? È difficile spaccare spaccare le partite così. Pensi che il Genoa possa lottare ancora per la salvezza avendo 22 punti come il Venezia e noi 25 punti? Assolutamente sì. Tutte possono lottà per la salvezza, anche la Salernitana volendo. Ehm, Basta che fanno qualche punto e si ritrovano, secondo me, di nuovo a invischiate, scusate, nella lotta per non retrocedere. Basta incanalare le partite per il verso giusto e ogni squadra trova il suo momento positivo e con il momento positivo puoi risollevarti se le altre fanno male. Quindi chiunque può pensare ancora di rimanere in Serie A, anche se ritengo che comunque la Salernitana non rimarrà in Serie A. Però volendo potrebbe. Il problema non è tanto Salernitana, Genoa, Venezia, Udinese, quanto noi che abbiamo intenzione di fare. Vogliamo continuare a giocare tutte le partite contro le squadre che lottano per la salvezza male e perderle e poi giocare contro le big, giocare bene e perdere comunque, oppure vogliamo incominciare a dare il giusto peso alle giuste partite, ovvero vincere, non importa come, ma vincere contro lo Spezia e poi cercare di fare la partita migliore contro il Milan. Questo era quello che doveva fare il Cagliari. Invece ha deciso di buttare nel cesso la partita contro lo Spezia e fare la prestazione della Madonna contro il Milan, portando a casa in 2 partite comunque 0 punti. Squadra che lotta per la salvezza, ditemi voi se è logico, perché io non riesco a trovare logicità in tutto questo. Faccio seriamente fatica. Tra l'altro avremo anche 2 settimane di pausa per le nazionali, anzi fatemelo annà a vedè quando gioca l'Italia. Giovedì, giovedì 24. Noi facciamo difficoltà con le squadre che si chiudono. Toto, mi verrebbe da dire per quanto io amo il Cagliari, però se tu vai in difficoltà con le squadre che si chiudono, meriti e retrocede. Parliamoci chiaro. Meriti di retrocede. Te lo meriti, per come la vedo io.
Cosa pensi se dovessimo retrocedere? Mazzarri rimarrà al Cagliari? Se me lo stai chiedendo, probabilmente no. Non rimarrà al Cagliari con mio sommo rammarico, nonostante mi piaccia ben poco Mazzarri, però con mio rammarico perché abbiamo bisogno di continuità a livello di mister. Sono anni che cambiamo allenatori su allenatori e la situazione sembra non cambiare mai. Succedono sempre le stesse cose, a prescindere da chi ci sia in panchina o da chi ci sia in campo. E l'unico elemento che in questi anni non è mai cambiato, è inutile che vi dica chi è. Quindi cosa mi fa capire questo? Che la fonte dei problemi è quella. Senza mezzi termini, senza voli pindarici per capire quale sia la motivazione. È quello il problema, è quello. Poi c'è chi lo difende a spada tratta e chi lo critica a prescindere. Io non voglio essere in nessuna di queste 2 categorie. Io cerco di basarmi sui fatti e i fatti mi dicono che dal 2014 ad oggi è cambiato tutto tranne che una persona sola e ogni anno ci ritroviamo a fare sempre lo stesso campionato. Perché? Esattamente Mauro. Marco, esattamente. No, non deve per forza andarsene, parliamoci chiaro. Se fa il presidente come va fatto, può anche rimanere, ma deve imparare a fare il presidente. Per me può anche rimanere, non è un problema. Io non è che ce l'ho con Giulini perché è Giulini, ce l'ho con Giulini perché in questi anni ha palesato le sue lacune nel saper dirigere una squadra. Sotto l'aspetto finanziario e di marketing io non metto bocca, perché penso che sia uno dei migliori, magari più sotto l'aspetto del marketing che sotto l'aspetto finanziario. Anzi, ci metterei pure sotto l'aspetto finanziario, visti gli impicci che ha fatto per lo stadio. Però per quanto riguarda il resto, ha ancora da imparare e si vede per come sta gestendo la squadra. Appunto, Giulini vattene. Spero riesca a vendere quest'anno. Il problema, Marco, è che, come si dice, no, chiusa una porta si apre un portone. Quello è vero, ma chi è disposto a comprare il Cagliari? In quali mani andrà? Siamo sicuri che le mani di un futuro acquirente del Cagliari possono essere migliori di quelle di Giulini? È chiaro che adesso la maggior parte delle persone mi direbbe: "Sì, sì, sì", ma non ne abbiamo la certezza, non è detto. Per quello io dico, può anche rimanere Giulini come presidente, però abbiamo la necessità che il presidente sappia fare questo ruolo, lo sappia ricoprire al meglio. Tanto ciao Roberto, un bacione. Non imparerà mai. Non credo Emanuele, perché non è mai troppo tardi per imparare, non si è mai troppo vecchi. Il problema sta nella volontà di voler imparare e nella volontà di sapersi mettere in gioco. Perché una cosa che ho visto in questi 8 anni, da quando Giulini è presidente, è che non ha mai avuto il coraggio di sapersi mettere in discussione o ammettere i propri errori. Non lo ha mai fatto. Appunto, a maggior ragione converrebbe rimanere con Giulini. Ciao Toto, alla prossima. Vende solo se si salva, se retrocediamo resterà probabilmente. Lo scopriremo vivendo, sperando di
rimanere in Serie A ovviamente. È ovvio che se si retrocede sarebbe un altro ulteriore fallimento e a Giulini costerebbe vendere perché la venderebbe a molto meno del prezzo d'acquisto, il Cagliari, però ne guadagnerebbe reputazione, perché dopo un'altra retrocessione andarsene credo sia la cosa più giusta da fare, visto che di promesse, di parole ne ha usate a bizzeffe negli anni. Quindi sarebbe la cosa più giusta da fare, andarsene. Però è chiaro che è difficile, perché se si retrocede vorrà continuare. Poi se ci salviamo, secondo me, anche in quel caso non è detto che venda, non è detto. Soprattutto chi è che compra? Chi è che se compra il Cagliari? C'è qualcuno interessato? Io ricordo solo la sua presentazione in conferenza stampa: "Porteremo il Cagliari tra le prime 6 squadre entro i 4 anni". Se non mi ricordo disse più che altro che il Cagliari entro il centenario sarebbe tornato in Europa, in parole povere. E non è che non abbia mantenuto la promessa, ma ha fatto di tutto per fare in modo che il suo operato risultasse peggiore di quello che già è. Guardiamo come ha gestito la situazione Nandez, che poi Nandez possa essere o meno, a seconda di qualcuno, un mercenario, quello sta a ognuno di voi cercare di dare una risposta a questa domanda. Secondo me non lo è. Però c'è la mancata cessione di Nandez dopo una promessa palese e ben notata da tutti fatta da Giulini. C'è la gestione dello spogliatoio, c'è le promesse mancate fatte alla tifoseria, c'è la questione stadio a cui non si può attribuire tutta la colpa, però c'è anche quella. Ci sono tante, tante cose da dire. Io penso che per una provincia come Cagliari la Serie B sia il posto adatto, non vedo di cosa vi lamentate. La Serie A è un lusso. So idee, non credo sia così Football Master, anche perché stiamo parlando comunque dell'8ª tifoseria d'Italia. Poi anche Milano è una provincia, Roma è una provincia, Venezia è una provincia, Torino è una provincia. Quindi tutte le squadre che in Serie A che stanno in Serie A sono province. Quindi lascia un po' il tempo che trova. Cioè se devi generare flame, fallo in maniera più arguta almeno, perché così sei un po' ridicolo. Facciamo una colletta, il problema è trova chi vuole far presidente. Per te di tutti i presidenti che abbiamo avuto, chi è stato il peggiore? Io non è che ne abbia vissuti tanti. Io ho vissuto Cellino e Giulini. Ti posso dire che non ho amato nessuno dei 2, però credo che il presidente perfetto sia un miscuglio tra Cellino e Giulini. Cioè, la capacità di acquistare giocatori di Cellino unito al marketing dei Giulini, secondo me creerebbe il presidente perfetto, a mani bassissime. E non è cosa facile Marco, non è cosa facile, anche se me lascia un po' perplesso perché comunque, ehm, Cagliari anche a livello di turismo è una piazza importante, quindi non capisco come sia possibile fare così fatica a trovare un nuovo presidente.
Che mercato farei? Intanto ciao Matte, t'ho salutato pure prima. Dipende sempre dalla categoria in cui giochiamo, dipende sempre da quello. Qua promettono tutto, poi alla fine si fa niente. Da romanista dico: "Stiamo in Italia, qua c'è Calciopoli 2, devono far vincere per forza lo scudetto al Milan". Non lo so, non lo so. Se devo pensà che dietro alle partite c'è Calciopoli 2, non guardo il calcio, mi guardo una serie TV. Cosa ne pensi di un campionato con 4 squadre che retrocedono? Darebbe più vivacità al campionato. Nì, nì, nì. Non sto generando flame, semplicemente sto dicendo che siete secondo me lontani anni luce da città come Roma, Milano, Genova, Torino, Napoli, Firenze. Come fai a chiamare Milano e Roma province? Ma io sto ti ho semplicemente detto questo perché Roma è una provincia, c'è la provincia di Roma, ogni città ha una provincia, è quello che io voglio farti intendere. È un dato di fatto. C'è la provincia de Roma, la provincia di Firenze, la provincia de Torino, de Genova, de Milano. Non me pare d'aver detto un'assurdità, è così geograficamente parlando, ogni città che hai nominato ha una provincia. Milano e Torino rubano a gogò. Non la penso così, Edoardo. Secondo me dovreste darvi una ridimensionata, ma è un parere nel rispetto della vostra provincialità. Ma ridimensionata in che senso, scusa? Sono curioso di sapere in che senso lo intendi, ridimensionare. Qua vogliono comandare Moggi, Moratti e Galliani che vuole portare il mondo in Serie A per dare i soldi al Milan. Faccio fatica a credere a 'ste cose. Cioè, a parte che Moggi non c'entra più niente. Moggi non c'ha più niente a che vedere col calcio. Ammesso e non concesso che c'abbia ancora qualcosa da spartì col pallone, Moratti che cazzo c'entra? Moratti non c'è più, non è più proprietario dell'Inter. Poi Galliani che vuole portare il Monza in Serie A per dare i soldi al Milan, in che senso? Ciao il mignotto, vai tranquillo, tutto a posto, te? Ridimensionata come aspettative, oggettivamente siete un popolo mediamente povero, provinciale, non vedo come una squadra che quantomeno si gioca la salvezza sia da criticare. Continuo a non capire il senso del messaggio. Che vuol dire che una squadra che quantomeno si gioca la salvezza non è da criticare? E poi cosa significa che un popolo mediamente povero, faccio fatica a comprendere anche questa parte, non si deve lamentare perché la squadra lotta per la cioè te lo dico con tutta franchezza perché è l'unica cosa che mi viene da è una cazzata immensa, ma una cazzata immensa, perché seguendo il tuo ragionamento, okay, il Leicester non avrebbe mai dovuto vince lo scudetto, mai, perché è mediamente povero rispetto alle squadre de Londra, mai. Non avrebbe mai dovuto mai. Cioè, non ha senso, qui stiamo parlando di calcio, non stiamo parlando di qualità di vita.
di importanza delle città a livello geografico, cioè stai mischiando cose che tra di loro non hanno il benché minimo senso. Io penso che Giulini, cioè lui dietro certi giocatori che vanno sempre visto, che giocano sempre visto João Pedro, perché un allenatore l'avrebbe già tolto da un pezzo. Non so dirti se c'è Giulini dietro al fatto di João Pedro, però sta di fatto che è inspiegabile come in un momento ehm, di così scarso rendimento continui a giocare titolare. Continuo a ribadire che anche se tu hai João Pedro scritto sulla maglia, se tu stai in un periodo in cui non va, è giusto che tu vada in panchina, non importa il nome che hai dietro. In campo scende chi gioca meglio e chi sta meglio, sia psicologicamente che fisicamente. Roberto, mi trovi d'accordo. Il calcio è il riflesso della società. Perché Pizzo Calabro non ha squadre in Serie A? Non ci credo che l'hai scritto. Non c'è Guarda, apprezzo giustamente la citazione di Pizzo Calabro perché mi viene in mente Aldo, Giovanni e Giacomo. La apprezzo, questa la apprezzo, devo essere sincero. Poi il fatto che si è attaccati a questa ideologia che in Sardegna ci stanno solo pastori, a me fa anche ridere. No, no, non mollo perché mi diverto a risponde. È un po' ridicolo, perché non credo che i proventi che vengono dal turismo in Sardegna siano dovuti alle pecore. Non penso e non credo che sia arretrata. Ti consiglio di farci una visita, perché per parlare così dovresti prima visitare, prima conoscere. Poi se secondo te non ci possiamo lamentare, anche qui cazzata immensa. Noi abbiamo tutto il diritto di lamentarci, come ogni persona ha il diritto di lamentarsi della sua squadra. Poi se a te questa cosa dà fastidio, problema tuo, non so che dite. Guarda un altro canale, fa qualcos'altro. Ciao eternamente Inter. Un bacione. Non lo blocco Marco per il semplice fatto che, me piace risponde, purtroppo so' fatto così, non so che dite. Parte che io, non so se l'hai capito, ma io sardo non sono, quindi tralasciando questo, mhmm, cioè non è per cattiveria, però fa ride quello che stai a fa veramente ride, fa veramente ride. Comunque Emanuè, la Cisco Roma non esiste più. La Cisco Roma era diventata Atletico Roma, c'era andato anche a giocare Esposito, però mo' non esiste più, non esiste più.
purtroppo non esiste più, non c'è più una terza squadra di Roma. Si erano inventati sta Lupa Roma, ma non so manco che fine ha fatto, penso che pure la Lupa Roma sia fallita. Mo' controllo. Vediamo un po'. Ah, vabbè, c'è il Trastevere. Lupa Roma. Eh sì, è fallita nel 2019. Quindi la terza squadra di Roma è diventato il Trastevere, che tra l'altro non so nemmeno in che posizione sta. Serie D, girone, che cazzo è il girone dei laziali e delle sarde? A, B, C, D, E, F? S che è l'F? No, F. Allora è il G? Girone G? Sì, è il girone G. Ma non c'è sta il Trastevere qua. Cazzo, c'è l'Ossia Mare, non c'è sta il Trastevere. Girone H? Serie D, girone H. Vediamo un po'. No, girone H c'è sta Bisceglie, Bitonto, Brindisi, Molfetta. È il girone G, però non c'è il Trastevere. Dove cazzo sta il Trastevere? Oh. Trastevere calcio. Mo' voglio andà in fondo a sta storia. Non se sa. Trastevere calcio, girone. Girone F. Trastevere sta nel girone F per qualche assurdo motivo. Con le abruzzesi. Allora, fatemi vedere la classifica. Cazzo, il Trastevere è secondo. La prima è Recanatese. Cioè, sono tutte squadre umbre, abruzzesi e in mezzo c'è il Trastevere. Boh, non c'ha senso. Non c'ha proprio senso. Ciao Ale, come va? Come va? Ciao Anto, come va? Scusate raga, un po' de tosse. Comunque Marco, piccolo consiglio. A me piace rispondere ai commenti. Io per il momento l'ho sospeso per 5 minuti. Però a me piace rispondere. Quindi se gli rispondo non te la prenda a male. Perché io mi diverto. Non te incazzà. Va bene? Ma Mazzari fa così tanto schifo Curfalidis? Pare di sì.
Pare di sì. Io ieri l'avrei buttato in campo sinceramente. Buonasera Danie, buonasera. Buonasera a tutti ragazzi. È un ottimo giocatore Kurfalidis, è un ottimo giocatore ed è quello il motivo che mi fa dire: "Perché non lo butta in campo?" Ieri avrebbe fatto male? Non credo. Probabilmente avrebbe giocato molto meglio di Marin. Probabilmente, usiamo il condizionale. Però secondo me si poteva sfruttare ieri. Dopo tanto tempo scusami non mi sono collegato, ma ci mancherebbe Anto, ma che te stai a scusà? Ma tranquillo, non ti preoccupare. Per te quel filotto di risultati utili era solo un fuoco di paglia? Ehm Oddio, è difficile dà una risposta. Fuoco di paglia probabilmente no, perché abbiamo visto delle prestazioni importanti. Lasciando perdere il filotto di risultati utili. Voglio concentrarmi più che altro sulle prestazioni. Sono state prestazioni importanti. Abbiamo giocato bene anche contro squadre che sono difficili da affrontare. Non era un fuoco di paglia, ma non capisco il motivo delle prestazioni negative. Ieri non c'è stata una prestazione negativa, però contro lo Spezia sì. E tu contro lo Spezia dovevi giocare bene, principalmente, e fare punti. Contro il Milan hai giocato bene e non hai fatto punti. Quindi non lo so, non lo so, però non credo, non credo. Cosa ne pensi? Fatto un bordello, scusate. Cosa ne pensi di Keita? Io penso che sia un ottimo giocatore che però, è poco funzionale al Cagliari, al momento attuale. Non sta trovando spazio e faccio fatica a comprendere il motivo. Ehm, Se avessi la possibilità di vendere lo venderei, a meno che il Cagliari non cambia modo di giocare, perché è l'unico modo in cui Keita può rientrare negli schemi del Cagliari. Tranquillo Marco, era solo per dirtelo, era solo per dirtelo. De Socus e Kurfalidis sono da portare in prima squadra, molto meglio di tanti altri con tanta più voglia. Poi penso che ancora al perché del prestito di Conte in C dopo un anno da capocannoniere in primavera. Me lo chiedo anch'io, lo sai Dani, me lo chiedo anch'io. Quella di Conte non l'ho mai digerita come cosa e sicuramente sarebbero da portare e da far giocare secondo me più giocatori della primavera in prima squadra. Per un brevissimo, brevissimo periodo abbiamo notato che c'è stato questo piccolo switch, ma da lì in poi assolutamente il nulla. Senza scordarci che, lasciando perde Keita, lasciando perde tutti, noi comunque come riserva di una prima punta, oltre a Keita, abbiamo Galliano, che per carità non sarà tutto 'sto granché, ma meglio dei Pavoletti probabilmente farebbe. Perché non provarci? Cosa ci costa? No, niente. Grazie mille Anto, grazie mille. È già la seconda partita che sbaglia Mazzarri. Non credo che in questa partita abbia sbagliato Mazzarri. Quella contro lo Spezia sì, quella sì. Contro il Milan non ha sbagliato, ehm,
abbiamo semplicemente perso contro una squadra nettamente superiore e ci può stare, però non è questo sbagliare secondo me. Sbagliare è quando tu vai a giocare una partita fuori casa contro una diretta concorrente che ti sta sopra e tu vincendo hai la possibilità di scavalcare e decidi, perché quella è stata una decisione, di buttare la partita nel cesso. Lì sbagli una partita, ma la sbagli in tutto e per tutto. Cosa ne pensi per l'anno prossimo se dovesse partire Cragno e anche Vicario all'Empoli, puntare tutto su Boris? Oddio, Radunovic a me ancora non ha convinto. Dovrei vederlo meglio. Dovrei vederlo in partite diverse, perché così su due piedi non ti saprei dire. Sicuramente ha fatto delle buone partite, vedi per esempio quella col Verona, però viene troppo osannato perché Cragno viene ampiamente criticato. Bisognerebbe ridimensionare un po' quest'idea che si ha su Radunovic e bisognerebbe vederlo di più in campo per dire di puntare tutto su di lui. Secondo me è meglio Luvumbo di Gagliano, ma Gagliano è una prima punta, Luvumbo non è una prima punta. Mh. Te sei divertita abbastanza dai. Mo' basta. Ho letto che il Cagliari vorrebbe puntare su Gollini, ex Atalanta che non sta giocando in Inghilterra. A 'sto punto me li riprendo a Gazzi. Cioè mi riprendo a Gazzi se devo giocare con Gollini. Uno dei portieri più sopravvalutati che esista. Non mi piace per niente. Assolutamente d'accordo. Assolutamente d'accordo. Ribadisco il concetto che non importa se tu ti chiami João Pedro e se hai quel nome dietro una maglia. Se in questo momento sei in un periodo negativo, meriti di andare in panchina perché in campo scende chi è fisicamente e psicologicamente all'altezza di affrontare una partita. Se non sei in grado di affrontare una partita, vai in panchina, pure se ti chiami João Pedro. Non risolvi la questione facendolo partire costantemente titolare. Non la risolvi. Si è sbagliato Mazzarri, cambi in ritardo e troppo piagnucolone. Non so se i cambi so arrivati in ritardo, sul fatto che sia troppo piagnucolone potresti anche trovarmi d'accordo, però non è quello il problema principale, non è quello. Non saprei nemmeno dirti qual è il problema principale per Mazzarri. Posso dirti che a me non piace, anche a livello di modulo che usa, non mi piace. Però non credo che abbia sbagliato la partita col Milan. Pure a me Robè, pure a me. Tanta roba. Guglielmino è veramente tanta, tanta roba. Aspetta, aspettate che rispondo a un messaggio. Eccomi. Cosa pensi di Nandez? È sempre rotto. Ma è rotto veramente?
Questa è la domanda che faccio. O è Nandez che per ripicca sta facendo così? Non credo, perché non credo, nonostante tutte le questioni, non credo che per ripicca si stia comportando così. Però è un'opzione che non mi sento di escludere. Comunque penso che sia un giocatore fantastico, che è pronto per fare il salto in una big e che purtroppo il Cagliari lo venderà, ma sicuramente a un prezzo ridotto che non sarà mai e che non rispecchierà mai il reale valore del giocatore che si attesta secondo me sui 30, 40 milioni, non di meno. Però verrà venduto a di meno, sicuro. Quasi, cioè, secondo me al 100% a giugno va via Nandez. Se fossi il Cagliari e se come portiere, chiamassi Olsen sarebbe un brutto portiere? No, per niente, per niente. Ha delle vaghe similitudini, sì. Sì, ha delle vaghe similitudini. Comunque ragazzi siamo praticamente arrivati a 1 ora di live. Io me ne vado, vi ringrazio per aver partecipato. Vi ricordo che domani sera probabilmente sarò in live su Twitch, trovate il link qua sotto in descrizione come dice il banner. Vi mando un bacione, sempre forza Casteddu e noi ci vediamo alla prossima. Belli regà.